Pronti a partire per il vostro nuovo viaggio? Siamo a Fiume Veneto da Autopiù, la concessionaria Mazda per il Friuli Venezia Giulia, per la presentazione della nuova Mazda CX-80, parte del progetto Eccellenze Italiane. Ma cosa significa questo progetto? Andiamolo a scoprire insieme e saliamo a bordo. Mazda è un'azienda ultracentenaria, le origini sono nipponiche, nasciamo in Giappone, nasciamo da Hiroshima, quindi ci sono dei valori molto forti legati alla voglia di ripartire, di rinascere, di guardare con positività al futuro e di costruire, partendo dalla tradizione, dei prodotti che siano perfettamente innovativi. In concomitanza con il lancio della nostra neo ammiraglia, la CX-80, che rappresenta veramente un fiore all'occhiello per Mazda e un'eccellenza per Mazda, ci troviamo qui stasera in Autopiù per andare a parlare al tessuto friuliano di una eccellenza che non è soltanto riferita alla nostra splendida vettura, ma anche un'eccellenza locale, rappresentata dalla scuola dei mosaicisti di friuliani. Perché questo? Perché stiamo ritrovando all'interno di questa scuola una cooperativa che ha gli stessi valori che ha in sé Mazda, che sono valori legati all'umanocentricità, quindi la persona al centro di tutto, e attraverso la dedizione, la passione, la cura dei dettagli e direi anche l'innovazione partendo dalla tradizione realizzano un'opera d'arte come la CX-80 o uno splendido mosaico che rimarrà scolpito nella storia. Un progetto che celebra la qualità e l'innovazione, dove l'eccellenza prende forma e lascia il segno, e quindi saliamo a bordo, andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche di questa nuova Mazda. CX-80 nasce da un concetto di Mazda di prodotto sempre più artigianale non nella costruzione ma nella cura della rifinitura e della progettazione. Come poi potrete vedere dagli interni ci sono vari elementi tipo le cuciture su cruscotto che richiamano le cuciture dei kimoni giapponesi, piuttosto che l'accostamento in materiali diversi quale il legno, la pelle. Tutta la vettura è stata costruita per avere un piacere di guida durante i nostri viaggi, quindi la macchina diventa un elemento non solo per spostarsi da A a B, ma anche per goderne del mio viaggio, quindi chi è all'interno ha tutti i comfort possibili e immaginabili. Difatti abbiamo i climatizzatori, trizona, sedili ventilati, riscaldati. Il portellone nella configurazione che adesso vediamo è con i 7 posti alzati, ma all'occorrenza si possono abbattere e quindi guadagnare ulteriore spazio, quindi passa da questa configurazione qui alla configurazione sedile giù, e quindi anche quando non ho bisogno dei 7 posti diventa una macchina capace. Perché artigianale Mazda? Perché i nostri maestri Takumi, che realizzano da sempre le vetture Mazda, tramandano di generazione in generazione lo studio dei particolari. Per esempio anche questa stessa verniciatura qui, che si chiama Artisan Red e si chiama Takuna Muri come tipo di verniciatura perché è realizzata a più strati con anche dei pigmenti metallici all'interno. Tra le varie cose, questa vettura qualche giorno fa ha vinto il prestigioso premio Best Car nel settore large dell'NCAP. NCAP è quel ente europeo che certifica la sicurezza delle vetture, e questa è risultata la prima in assoluto contro tutti i concorrenti anche blasonati tedeschi. Quindi con questa vettura Mazda punta sempre più al settore premium, sia come qualità di realizzazione sia come anche motori. Per esempio questo qui è un motore 3003 con 6 cilindri in linea, quindi contrariamente al mondo dell'auto dove si tende a stringere i motori, noi adesso andiamo con motori giusti per l'auto, che non soffrano, silenziosi, tutti i sistemi di sicurezza di serie, quindi antitamponamento, uscita carreggiata, invasione, rilevamento pedone, i fari a matrice di LED, quindi possono illuminare punti diversi della strada in base all'esigenza che ho, quindi non abbagliare chi mi viene incontro. Sono tutte a trazione integrale, quindi l'auto si gestisce da sola a passare da trazione anteriore, posteriore, media, si arrangia a fare la distribuzione della percentuale, tutte con cambio automatico. C'è la versione col 3003 diesel e anche la versione con il plug-in, quindi un motore ibrido full ricaricabile con tra l'altro una buona autonomia, quasi 80 km in puro elettrico. La macchina tra l'altro ha anche l'head-up display di serie, praticamente è questo
sistema di proiezione dei dati sul vetro che serve perché il guidatore non abbassi lo sguardo. È stato calcolato che a 100 all'ora abbassare lo sguardo si perdono quasi 50 metri di frenata, e quindi questo è già di serie, oltre al navigatore e tutte le varie funzioni che ci sono al giorno d'oggi. Ci potete trovare nella filiale di Fiume Veneto, e in quel caso ci sarò io Massimo, e anche abbiamo una filiale a Trieste in via Cabotto dove c'è il collega Emanuele. Buonasera, vi aspettiamo anche a Trieste presso la filiale di via Cabotto 24. Eccellenze italiane e anche qualità, artigianato, cura del dettaglio e tanta passione. E dato che Squadra che vince non si cambia, è arrivata per presentare anche l'opera, la sorpresa di questa serata, la scuola dei mosaicisti del Friuli. Andiamo a scoprire cosa hanno presentato. Qualche mese fa abbiamo incontrato Mazda che ci ha invitati proprio a rappresentare l'eccellenza della regione Friuli Venezia Giulia, e chi potevano chiamare se non la scuola mosaicisti del Friuli. Rappresentiamo un qualcosa di molto simile. Intanto abbiamo tutti e due oltre 100 anni di vita, quindi anche scuola mosaicisti del Friuli e Mazda hanno più di 100 anni, esattamente 103 anni. Un'altra delle cose che ci lega a Mazda è proprio questa artigianalità, ma anche il colore. Vediamo che Mazda ha dei colori molto particolari, anche la macchina che è stata presentata questa sera qui all'Autopiù ha dei colori molto particolari. Come sono molto particolari i nostri 5 prismi policromi con smalti veneziani che, come dicevo, rappresentano un po' quelli che sono i valori un po' della scuola, quindi la determinazione, la motivazione, la responsabilità, ma soprattutto anche la professionalità e la passione. E quindi non vi resta che partire per il vostro prossimo viaggio e prenotare il vostro test drive nelle concessionarie Autopiù di Fiume Veneto e Trieste, dove troverete un team pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Io vi auguro buon viaggio sulla vostra nuova Mazda.